Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questa mattina il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, ha presentato la giunta di governo. Da oggi si parte, ci aspettiamo appuntamenti di grandissima urgenza ed emergenza. Abbiamo un'agenda molto fitta, abbiamo delle sfide da tremare i polsi, ha detto Schifani. 100 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania stanno eseguendo tra Sicilia e Lombardia ordinanze di misura cautelari nei confronti di 24 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico organizzato di sostanze stupefacenti e trasferimento fraudolento di valori, detenzione di armi. Coinvolti esponenti del clan Cintorino e Brunetto. Ancora cronaca, operazione antidroga tra Palermo e Africo Nuovo a Reggio Calabria. I carabinieri del reparto operativo di Palermo hanno eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, 10 in carcere, 5 domiciliari. Sono anche contestati vari episodi di detenzione in concorso di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L'indagine ricostruisce l'attività di spaccio nei mandamenti mafiosi palermitani di Portanuova, Brancaccio, Tommaso Natale e San Lorenzo. Allarme del Codacons, Tanasi, segretario nazionale, spiega l'inflazione all'11,8%, è una reale minaccia per la salute del nostro paese. La maglia nera dell'inflazione spetta ad ottobre alla Sicilia, con i listini al dettaglio che crescono in media del 14,4% su base annua, determinando una stangata. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.